Una partita per buona parte dominata dai padroni di casa, ma finita a reti inviolate, quella che ieri al Broccoleri di Favara ha visto i gialloblu misurarsi contro la squadra del Geraci. L'incontro è valso la quarta giornata di campionato di Eccellenza Sicilia Girone A. Tanto rammarico per la squadra locale che di occasioni ne ha avute non poche, ma nonostante ciò non ha concretizzato. La prima arriva già al quarto minuto, Marchica si districa tra un paio di avversari per servire un buon pallone a Firingeli che, vicino alla porta, non ne trova lo specchio. Una manciata di minuti dopo ci riprova Cimino che, anticipando il portiere, prova un pallonetto che supera la traversa. Arriviamo al 19esimo e su assist di Marchica tira a giro ancora di Cimino verso il palo più lontano, ma il pallone si perde sul fondo. 10 minuti dopo il Pro Favara recrimina un rigore, ma il direttore di gara non è dello stesso parere. A 3 minuti dalla fine del primo tempo arriva l'ennesima occasione per i gialloblu con una punizione al limite dell'area di rigore. A calciare Priolo, ma la sfera non raggiunge la porta. Si riparte carichi e appena al secondo minuto del secondo tempo Priolo calcia un pallone molto pericoloso. A salvare la porta con una grande prestazione è l'estremo difensore del Geraci. Al 19esimo si grida nuovamente al rigore. Punizione al limite dell'area, ma Priolo non attende il fischio dell'arbitro. Il direttore di gara fa comunque proseguire tra le proteste generali. Dalla metà del secondo tempo, a prendere l'iniziativa dopo tutte le azioni del Pro Favara è il Geraci. Un paio di azioni pericolose per la porta gialloblu, 3 calci d'angolo praticamente consecutivi in pieno recupero, ma al 95esimo l'arbitro fischia 3 volte e l'incontro si chiude con uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca ai padroni del Broccoleri. Mercoledì prossimo il Pro Favara giocherà contro il Canicattì. L'incontro derby agrigentino vale come andata per gli ottavi di finale della Coppa Italia Eccellenza. Meritavamo qualcosina in più, purtroppo si vince quando la palla entra in rete, noi non siamo mai capaci di buttarla lì dentro. Devo dire un'altra cosa, che il Geraci, me l'aspettavo un pochettino diversa, si sono difesi quasi tutto il secondo tempo, però noi purtroppo i nostri attaccanti non incidono molto e questo è un difetto che purtroppo dobbiamo superare a dicembre, che fino a dicembre dobbiamo cercare di arrangiarci con quello che abbiamo. Io ho visto una partita, un ottimo Favara, purtroppo manchiamo di realizzazione e vediamo in seguito se questa situazione possa cambiare. Questa è la prima partita, non prendiamo gol, è già una cosa, un punto di partenza molto importante. È arrivato il terzo pareggio e potevamo fare qualcosina in più, siamo un po' rammaricati per il pari, però siamo in crescita. Questa è la quarta partita e sicuramente si vede già qualcosa di diverso dall'inizio. Dobbiamo lavorare a testa bassa per raggiungere il prima possibile l'obiettivo. Loro erano una buona squadra e sono venuti qua sicuramente per non perdere. È stata una partita molto tesa, molto tattica, giocata su alti ritmi e la posta in ballo era abbastanza importante. Qui a Favara è un campo difficile, un campo che poche squadre faranno punti qua. Noi siamo arrivati dopo una settimana di lavoro intensa, venivamo da una brutta sconfitta dopo 2 vittorie che avevamo fatto all'inizio. La squadra ha reagito bene, ha giocato da gruppo, ha giocato di squadra, abbiamo lottato dal primo al 96esimo. Che dire, riprendiamoci questo punto che serve a muovere la classifica e domenica ripartiremo andando a giocare a Paceco contro il Dattilo. Il nostro obiettivo era la salvezza ed è la salvezza e facciamo ogni partita e ogni partita sarà una guerra, cercheremo di fare punti in ogni gara, poi vediamo dove arriviamo, però l'importante, e la squadra l'ha capito, tutto l'ambiente l'ha capito, è quello di lavorare con la massima umiltà. Vediamo adesso i risultati della quarta giornata di campionato di Eccellenza Sicilia Girone A. Centro Universitario Sportivo Palermo, Città di Sant'Agata 0-0, Canicattì Licata 2-0, Castellammare Calcio Dattilo Noir 2-2, Nuova Città di Caccamo Parmonval 1-0, Partini Caudace Mazzara 0-2, Polisportiva Castelbuono Alba Alcamo 0-1, Pro Favara Geraci 0-0, Sport Club Marsala Mussomeli 2-1. La classifica: Mazzara 12 punti, Licata e Canicattì 9, Città di Sant'Agata e Dattilo Noir 8, Geraci 7, Castellammare Calcio 6 punti, Parmonval, Mussomeli, Alba Alcamo e Sport Club Marsala 4, Centro Universitario Sportivo Palermo, Pro Favara e Nuova Città di Caccamo 3, Polisportiva Castelbuono e Partini Caudace 1 punto. Gli incontri del prossimo turno, la quinta giornata di campionato: Alba Alcamo Partini Caudace, Città di Sant'Agata Nuova Città di Caccamo, Dattilo Noir Geraci, Licata Centro Universitario Sportivo Palermo, Mazzara Canicattì, Mussomeli Castellammare Calcio, Parmonval Sport Club Marsala, Polisportiva Castelbuono Pro Favara.